Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Il sacilese Cesare Caiani, bruniera Friuli Intagli, allenato dal professor Matteo Chiaradia, si è piazzato terzo agli Europei Junior a Tallinn in Estonia nei 3000 siepi in 8,50 e 16. Con questa performance ha stabilito il record regionale junior, si è portato al sesto posto assoluto alle spalle di mostri sacri come Bamusa, Baldan, Feletto, Nasti e Sacchi. La maglia azzurra per i mondiali di Nairobi in Kenya dal 17 al 22 agosto sarebbe il giusto premio per lui e per tutta la nostra atletica. Il quarto meeting di mezzofondo di Remanzacco quest'anno era abbinato al Memorial Giacomo Romano. La Libertas Grions Remanzacco lo ha organizzato in via del tutto eccezionale in pista, sulle corsie del Polisportivo Vittorio Morandini, per non perdere l'edizione numero 33 dell'evento, visto che la campestre, programmata nel mese di febbraio, era stata cancellata a causa dell'emergenza sanitaria. La gara dei 3000 metri è diventata così quella più importante del programma e a vincerla è stato un giovane talento carnico, il 21enne Samuele Della Pietra della Trieste Atletica, che ha scritto il suo nome nell'albo d'oro e succede a un altro atleta di talento dello stesso team alabardato, Jacopo De Marchi. Della Pietra, che ha l'indole battagliera come aveva il padre Lorenzo, non ha avuto timori reverenziali verso il keniano dell'atletica Saluzzo, Sami Kipjetic, più portato alle medie distanze, 13,54 sui 5.000, 28,21 sui 10 km di strada e 1 ora e 3,25 in mezza maratona. E lo ha strapazzato scappando via negli ultimi 2 giri e chiudendo in 8,26,48, nuovo record personale contro l'8,37,38 del rivale, che ha dovuto difendere con i denti il secondo posto insidiato da Omar Zampis, atleta di Povoletto ma tesserato a Sindustria Padova, che è terminato terzo in 8,37,71, un podio decisamente degno del Memorial, dove i figli di Giacomo Romano, Glauco e Gianfranco e il fratello Claudio hanno consegnato i premi in palio. Interessanti anche le altre 2 gare del settore assoluto. I 1500 femminili hanno visto primeggiare nettamente l'etiope Engi Duayele Meseret, GS Il Fiorino di Firenze, in 4,37,03. Seconda Erika Franzolini, bruniera Friuli Intagli, che ritorna a calcare le piste dopo un tormentato periodo fisico, ma la sostiene la classe che non le manca e in 4,50,34 va a precedere la junior veneta Ilaria Ballarin, Atletica Riviera del Brenta, che termina in 4,52,11. Gli 800 maschili hanno messo in evidenza le qualità tecniche di Emanuele Brugnizza, GS Natisone, che ha preso il largo ai 500 metri con la solita progressione e ha concluso in 1,54,51. Matteo Jereb della Libertas Grions Remanzacco ha occupato la piazza d'onore in 1,56,39 e lo junior Lorenzo Brugnizza, fratello più piccolo del vincitore, ha colto il bronzo in 1,57,20. Nel programma le gare di marcia dei 1200 metri, siepi, cadetti e cadette assegnavano i titoli provinciali. Nei 5 km di marcia ha vinto Alessio Coppola, Sportiamo Trieste, in 26 minuti, 0 secondi e 83 centesimi, davanti a Luca Bello, Trieste Trasporti, 26,37,47. In campo femminile sui 3 km è stata Linda Dalle Crode, Atletica Monfalcone, a precedere in 17,28,92 Veronica Di Pasquale, Malignani Libertas, 17,57,65. Vittorie di Giulio Manzin, Sportiamo, nei 1200 siepi in 3,52,03 e di Laura Pavoni, Malignani Libertas, in 4,36,38. Successo scontato e miglior prestazione dell'anno sui 600 metri di Carlotta De Caro, Malignani Libertas, in 1,42,01. Molto bene i cadetti di casa, guidati dal tecnico Emiliano Vidussi. Nicolò Matteazzi è giunto terzo sui 1200 siepi. Filippo Barone ha vinto i 600 metri ed Elisa Ermacora è giunta seconda sulla stessa distanza in campo femminile. Tutto come da copione nei 1000 ragazzi, con vittoria dei favoriti Leonardo Caffagna della Sportiamo 3,4,72 e Miriam Blay della Podisti Cordenons 3,22,47. Presenti alle premiazioni, assieme ai familiari di Giacomo Romano, il consigliere delegato allo sport del comune di Remanzacco, Lino Granzon,
l'assessore del comune di Povoletto Lisa Rossi, il presidente della FIDAL regionale Massimo Di Giorgio, il vicepresidente del centro provinciale Libertas Venanzio Ortis, il presidente della FIDAL di Udine Massimo Patriarca e il presidente della Libertas Grion Seremazacco Cristian Cantarutti. L'attività organizzativa della società di casa non si concede soste. Domenica 25 luglio, sempre a Remanzacco, si svolgeranno le Libertiadi. Al Dino Bruseschi di Palmanova si è svolto il meeting giovanile abbinato alla terza prova del Trofeo Modena. Organizzazione senza sbavature curata dalla locale Libertas Friul con Antonio Oblak e i suoi fedeli collaboratori in cabina di regia. Dai 300 ostacoli cadetti è arrivato il miglior risultato tecnico. Giada Donati della Libertas Forlì ha preceduto di poco Carlotta De Caro, Malignani Libertas. 45,92 per la Emiliana Romagnola e 45,98 per l'Udinese, con la sfortunata Teresa Rossi, Trieste Trasporti, che termina in 49,71 malgrado una brutta caduta nell'ultima barriera che le pregiudica un grande crono. La Rossi dimostra grande carattere e va a vincere il lungo davanti a Linda Virgilio, 4,84 a 4,78. Rimanendo ai cadetti, i buoni 41,51 di Riccardo Morena sui 300 ostacoli, mentre Alessandro Sturman si impone nel lungo con 5,80 metri. Buon progresso nel peso di Alberto Morarsi della Lavarianese con 13,21 metri. Nei 2000 cadette Giorgia Pase prevale di misura su Linda Minigutti, 7 minuti e 6,23 contro 7 e 6 e 63. Nei ragazzi interessante il 10 secondi e 40 di Caterina Guerra della società di casa sui 60 ostacoli e l'1,41 e 70 del tolmezzino Angelo Pittoni nei 600. Soddisfatto il presidente del Solalizio organizzatore Alessandro Stabile. Sentiamo quello che ci ha detto. La presidenza ha portato un bellissimo meeting, c'è da lavorare. Sì, indubbiamente. Intanto ringrazio anche il Comune di Palmanova che ci ha permesso di fare questo meeting. Il trofeo Modena è ormai un trofeo stabile nel panorama friulano e quindi c'è una soddisfazione. Anche il tempo oggi pomeriggio ci ha soddisfatti rispetto alle scorse giornate. Ecco. Quindi sono arrivati molti ragazzi con i genitori e parenti e quindi siamo soddisfatti anche dei risultati ed è arrivata anche gente dall'Emilia, dal Trentino, dal Veneto e quindi siamo risultati importanti proprio perché vi siete fatti un nome col meeting del 1° maggio. Esatto, tanto è vero che invito tutti il 30 aprile, sabato 30 aprile, domenica 1° maggio 2022 che verrà ripreso dopo i 2 anni purtroppo Covid, verrà ripreso il meeting che ormai ha un'importanza internazionale, tanto è vero che arrivano dall'Ungheria, anche dalla vicina Slovenia e da varie zone dell'Austria e Germania, ecco, a partecipare a questa manifestazione. Siete conosciuti anche perché qui avete sfornato atleti e atlete di livello internazionale. Adesso abbiamo la Berton che sta andando con caccia. La Berton, annata 2000, ci ha già dato grosse soddisfazioni, ha fatto i suoi migliori tempi, è stata a Tallinn 15-20 giorni fa, anche negli europei Under 23. E quindi è la nostra punta di diamante, l'attuale nostra punta di diamante. Presidente, buon lavoro e un saluto anche al nostro amico Paolo Baraccetti. Senz'altro, non dimentichiamoci, difatti volevo concludere con questo, salutiamo Paolo e auguri per la salute. Le gare dei cadetti e delle cadette erano valide per il campionato provinciale udinese.
Hanno vinto il titolo maschile Karim Kuberli, Libertas Grion Seremanzacco sui 2000 metri, Marco Stallone Malignani Libertas sui 300 ostacoli e lungo, Alberto Morassi Lavarianese nel peso. Al femminile titoli a Linda Minigutti Libertas Friul sui 2000 metri, Carlotta De Caro Malignani Libertas sui 300 ostacoli, Linda Virgilio Malignani Libertas nel salto in lungo e nel peso. Alle premiazioni anche l'assessore allo sport del comune di Palmanova, Mario Marangoni. Ascoltiamolo. Porto i saluti di tutta l'amministrazione. L'amministrazione è fiera di ciò che la Libertas sta facendo, anche perché vediamo dal punto di vista, cioè 370 atleti con molta gente al seguito, sono cose che diciamo appena siamo in un clima di Covid ancora non del tutto risolto, e questo si vede che il movimento è vivo, ecco, e noi come amministrazione siamo lieti e fieri di poter dare una mano alla Libertas in modo che tutto vada per il meglio e di mettere a proprio servizio questo bellissimo impianto sportivo. L'impianto sportivo è ben rodato perché il 1° maggio, a parte l'anno scorso con quello che c'è stato, è un meeting internazionale che fate qua. Voi siete sempre davanti o dietro della Libertas Friuli Palmanova? Senz'altro, noi, cioè il 1° maggio per noi era un appuntamento importantissimo come amministrazione, anche perché è riconosciuto a livello nazionale e per noi era un vanto, un fiore all'occhiello, diciamo. Ecco, speriamo che col prossimo anno di ripartire, parlavo prima col Presidente, e il comune sarà vicino a questa situazione. Il Presidente ha parlato prima ed è battagliero, è già pronto per il 1° maggio 2022, quindi preparatevi a lavorare. Senz'altro lo aspetteremo e assieme faremo grandi cose. La Diamond League ha fatto tappa a Monaco e allo stadio Luis II c'era anche il GS Natisone, che è ritornato nel Principato dopo 3 anni con 5 dei suoi mezzofondisti. La distanza dei metri 1000 è una gara che difficilmente viene proposta nelle competizioni regionali o nazionali. Per i ragazzi di Paola Pens è stato un sogno correre in uno stadio a livello mondiale dopo 11 ore di treno per arrivare a destinazione. L'allievo Fabio Visentini ha corso contro il cronometro terminando con il personale di 2:37,84. Lo junior Lorenzo Brugnizia si è classificato secondo con un passaggio a metà gara in 1:21, mentre l'altra metà l'ha coperta in 1:15. Tempo finale 2:36,62, ma con l'impressione che il ragazzo ha potenzialità ancora tutta da esplorare. Lo junior Lorenzo Brugnizia si è classificato secondo con un passaggio a metà gara di 1:21, mentre l'altra metà l'ha coperta in 1:15, tempo finale 2:36,62, ma con l'impressione che il ragazzo ha potenzialità ancora tutte da esplorare. L'altro junior, Valentino Giuliani, è giunto a ridosso, quarto, di Lorenzo, ma con 2:39,99 ha siglato il primato personale coronando il sogno di scendere sotto i 2:40. Emanuele Brugnizia, categoria promesse, ha vinto nella sua categoria abissando il successo del 2018, quando aveva concluso in 2:36,50. È passato a metà gara in 1:21, quindi ha cambiato passo, concludendo la seconda metà in 1:14 e buonanotte a tutti. Ha fermato i cronometri a 2:35,48 siglando il suo nuovo primato personale. Infine Paola Carinato, Master 55, campionessa italiana in carica delle prove multiple, è stata terza nella sua categoria con il tempo di 4 minuti, 6 secondi e 45. Ed era questa l'ultima notizia dell'odierna puntata. Grazie per l'attenzione, arrivederci a lunedì prossimo. Bounce.